Buonasera Guagliù e Forza Napoli. Finalmente è finita questa tarantella. Veramente sono contentissimo, è finita questa tarantella. Bello, grazie a Dio. E mo finalmente, spero, finalmente le ultime 2 giornate di campionato si svolgeranno regolarmente come 2 semplici partite di calcio. Dovrebbe essere così, sperando, non continuano sempre, però mi fa piacere. Sto pareggio, il Torino è venuto a Napoli, ha pareggiato, noi abbiamo fatto un primo tempo grandioso, un secondo tempo da schifo, un gol di merda preso. Comunque alla fine si vedeva che stiamo senza voglia, e specialmente il secondo tempo stiamo senza voglia, quindi alla fine Juventus campione di questo KO. E quindi stiamo a posto, finalmente vedremo 2 partite, le ultime 2 partite credo senza schifo, quindi contenti voi, contenti tutti, stiamo a posto, festeggiate le vostre prese per il culo dalla vostra società con vittorie false, festeggiate tranquille, tutto a posto, congratulazioni alle merde per questa truffa ancora finale. Al bacio, grandi. Però in Napoli si giocava senza voce, giocava, quindi, perché già si sapeva che alla fine tutto sta munnezza che è così. Io voglio spendere solo 2 parole per il mio Napoli, voglio spendere solo questo. E voglio dire una cosa a voi, lui 4 soldi, con quella munnezza della Merdis, che non abbiamo fatto mercato, noi con 4 soldi fino all'ultimo, abbiamo fatto i sorci verdi, addirittura abbiamo venuto a Torino, abbiamo messo il palla in capo, e quindi ancora più soddisfatti, e là vi abbiamo fatto capire quanto siamo forti calcisticamente. Poi dopo lo schifo è arrivato e quindi ti rilassi, eccetera. Abbiamo fatto un campionato di fuoco sempre con gli stessi giocatori. E alla fine che gli vuoi dire a questi giocatori qua? Gli devi dire solo grazie, e grazie. Veramente gli devi ringraziare con tutto il cuore di ciò che hanno dato l'anima, hanno sputato sangue fino all'ultimo. E purtroppo il potere comanda, il potere mafioso, calcistico comanda. Non c'è niente da fare, io l'ho sempre detto, fin quando non si toglieranno dai coglioni questi mafiosi del calcio e verranno radiati a vita, noi un calcio pulito non lo potremmo mai, e dico mai, vedere. Chi si è fatto? Ringrazio i giocatori del Napoli, a Maurizio Sarri, che quest'anno sarà l'ultima sua stagione, al 150%, ma non ringrazio della Merdis, quella inopportuna, con lui non vedremmo mai, nemmeno fra 30 anni si stesse a potere, a comandare uno scudetto, non lo vedremo mai. E ancora una volta, nonostante quando l'hanno contestato, manca a farlo apposta, perché come lo contestano a della Merdis, come lo contestano, se ne viene sempre che noi 12 anni fa eravamo nella merda, ci ha comprato i palloni. Beh, ovviamente l'ho detto pure su Instagram, noi 12 anni fa a questo popolo con i coglioni e controcoglioni tu ci hai accattato pure i palloni, ma mo a questi coglioni, a questo popolo ci ha sfrantumato. Quindi se a te sembra che quando parli ti dia peso pure questo Napoli, se a te non ti conviene, levati annanzo oaz. Capì? Levati annanzo. È semplice, no? Chiamano shake noi cinesi, perché non voglio in mezzo in Cina. Chiamano shake e togliti dalle palle.
leva davanti e palle se tu mi sembra che è un peso, perché con te non vinceremo mai, non vinceremo mai perché sulla panchina, ma a prescindere lo schifo che loro fanno, giustamente. E poi un'altra cosa, carissimi miei rubentini, vi abbiamo messo in condizione di rubare addirittura la partita con Bologna, perché non ero capace di vincerlo con le vostre forze. E questa è la mia soddisfazione di questi miei ragazzi, 11 leoni che io stimo e rispetto tutti, perché questa è la mia squadra, la mia appartenenza che io amo e non la tifo, perché io amo, che è molto diverso. Quindi, bando alle chiacchiere, io solo un grazie ai ragazzi, devo dire, solo un grazie. Beh, ci eravamo illusi, il sogno era troppo bello per diventare realtà, ma come vi ho detto, voglio, con questo presidente non si va da nessuna parte, aprite gli occhi, perché veramente con questo presidente, e anche le dichiarazioni lo dicono, con questo presidente anche le dichiarazioni lo dicono, perché uno che dice che Sarri gli dice che vuole i giocatori da 20 milioni e dice che non se lo può permettere, ma mi ricida a me. De Lammerdis è stato molto fortunato quest'anno abbiamo giocato un'altra volta senza attaccare, inventato a Mertens, inventato con Mertens sempre. Sì, è vero, Sarri è stato limitato, tutto, ho un asse, ecco, vedete, la presa per il culo al presidente Sarri gli ha fatto. Ancora, no, nonostante che ha detto si limita, ho un asse al primo minuto, non l'ha messo, proprio a dire devi soffrire, io quest'anno me ne vado, perché l'anno prossimo uscirà la squadra che pagherà la clausola e Maurizio Sarri se ne va. E io parlo sincero, mi dispiace perché se ne andrà un professore di calcio nella nostra squadra, perché ve l'ho detto, se aveva i cambi come si deve, Maurizio Sarri secondo me avrebbe vinto, non dico, non avrebbe fatto il tripletto perché sto esagerando, ma almeno 2 competizioni quest'anno l'avrebbe vinto, Scudetto e Coppa Italia, se non Coppa UEFA, se avevamo i cambi adatti, ma visto che non ce l'ha, quindi a me mi dispiace, però parlo da uomo, fai bene caro Maurizio Sarri ad andartene. Fai bene perché, ecco, vedete, se ne vanno tutti quanti, se ne va Igualuto, ha fatto la sceneggiata, se ne va Cavani, se ne è andato Lavezzi, tutti i giocatori importanti se ne sono andati. E con questo io, carissimo Sarri, io ti auguro veramente di trovare il meglio e di rimettere la faccia nella merda al presidente che effettivamente si lamenta che tu fai sempre gli stessi cambi. E certo, non hai nessuno, alla fine i buoni ce l'avevi concentrati, quindi lasciamo stare. L'unica cosa che ti dico, non andare mai però, mai dai disonesti, mai, perché se vai dai disonesti ti sporchi pure tu, perché ogni giocatore che indossa quella maglia, con mai indossa si sporca in merda e diventa mafioso calcistico. Basta. Voi, da sabato scorso a ieri e viceversa, mora a me avete solo schifo. Ve l'ho detto, vi potete pure cancellare tutti quelli che mi simpatizzi, pallambacci. Non faccio un leccaculo questo, come lo fanno gli altri. Ma per raggiungere gli iscritti, ancora chi sai, ovviamente per raggiungere un tetto, fanno i vostri leccaculo. Hai visto pure tu, competente e incoerente, sei contento, festeggia pure io se l'Inter non va in Champions, festeggerò. Anzi no, ti dico la verità, non festeggi perché non ti caga proprio, perché sei
sei in nulla, sei proprio in nulla, ormai t'ha già schemato, te l'ho detto, da quando tu l'hai bene ormai t'ha già schifata, ma non perché parlava, ma no, per la tua proprio pagliaccinaggine generale, perché sei un pagliaccione in generale proprio, perché poi hai capito, i miei amici, sai, quelli che sono amici tuoi, ti credi, ovviamente mi portano la farfallina, ma io non ci do peso, però poi mi hanno detto pure che c'era un video che io dovevo chiederti scusa. Ma chi ha già chiedere scusa a te? Ma chi cazzo sì? Ma chi cazzo sì? Fammi capire chi sei tu che ti ha già chiedere scusa? È arrivato o pataterno, io uno solo chiede scusa. A lui se sbaglio che bestemmio, perché io non ho mai bestemmiato. Se bestemmio io personalmente da uomo è umiltà che c'ho, che tu non la tieni, che tu non ce l'hai, io pataterni chiedi scuse. Ti ho detto tutto. Ma io concludo con questo a dire grazie, è stato bello crederci fino alla fine, però con la mafia del calcio e questo schifo disonesto ormai si sapete. Ciao, un bacio e sempre Forza Napoli, sempre, perché tutto resta munnezza e sicchio. Ciao, Forza Napoli. Boom,